Riprenderanno domani le ricerche dell'auto che potrebbe essere finita nel lago Le Bandie di Spresiano, con a bordo una donna veneziana decisa a un gesto estremo. I suoi documenti trovati a riva nei video della zona e i giri della vettura. Vertice a Palazzo Chigi questa mattina per il veneziano Alberto Trentini, detenuto in Venezuela dallo scorso novembre, e sempre in mattinata il ministro degli esteri ha telefonato alla mamma per esprimere vicinanza. Si è spenta questa mattina all'età di 73 anni Nica Ford, travolta da un SUV mentre era in bicicletta nel 2016 a Lido, un incidente che le ha provocato lesioni da cui non si è più ripresa. Nonostante le spaccate siano tra i crimini più diffusi, nel 2024 sono arrivate solo 3 richieste di accesso ai fondi messi a disposizione dal Comune di Venezia per i danni subiti. Un'amministrazione costruita su paura e servilismo. È durissimo il giudizio dell'opposizione in comune dopo la diffusione delle dichiarazioni di Zuine Colle ai magistrati dell'inchiesta Palude. 1,60 m di altezza, 27 anni, Lisa ha scelto come professione di guidare i mezzi che sollevano i container al porto di Venezia e dice: lo amo follemente questo lavoro e lo consiglio a chiunque. Basket, nonostante la grande forza difensiva per le Orogranate in Eurolega, è arrivata la sconfitta sul parquet del Palasport Tagliercio. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali le ricerche di una donna veneziana e della sua auto, ricerche che hanno mobilitato per tutto il giorno uomini e mezzi a Spresiano, al lago Le Bandie. Si sospetta il gesto estremo, anche se restano davvero tanti aspetti da chiarire. La macchina si sarebbe immersa nelle acque gelide del lago ieri sera. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo. Hanno scandagliato a pettine, così nel gergo, le acque gelide del lago Le Bandie per ore i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati in questo angolo di Spresiano da Venezia e Vicenza in supporto ai colleghi trevigiani. Una giornata di mobilitazione per quello che resta un episodio ancora da chiarire nel dettaglio, anche se l'ipotesi principale è quella di un gesto estremo. Questa anche la convinzione dei carabinieri sul posto fin dal primo mattino. L'allarme parte quando sul lungolago vengono trovati alcuni documenti e delle coperte. Ci sono anche dei segni di pneumatici che puntano dritto verso lo specchio d'acqua, qui dove un tempo c'era una cava. Gli effetti personali rimandano a una donna residente nell'Interland veneziano, classe 1963, che risulta fin da subito irreperibile. Vengono avvisati i familiari. L'area è di proprietà di Remo Mosole, anche lui arrivato sul posto. Questi sono dispiaceri che a me mi fanno un po' male. Dalle nostre telecamere sembra che avesse dei problemi, ma non lo so, io non lo so. Sembra che dalle 6 ieri sera che ha cominciato a viaggiare avanti e indietro, non sapeva mai dove buttarsi, cosa fare, cosa non fare. Sembra che ha deciso verso le 11 e mezza, non so io quanto, ha deciso di buttarsi. Se lei non voleva farsi trovare, bastava non lasciarsi i documenti sulla riva, sull'asfalto, la coperta, la carta d'identità, cosa come voleva che uno la trovassi, perché sennò chi sapeva chi è sotto. È chiaro che si pensa ad un gesto estremo e questo fa sicuramente male. Ma della macchina non c'è traccia. Sarebbe a una profondità di circa 25 metri. Le acque sono torbide, la visibilità limitatissima. Anche per questo, con il calare della sera, le ricerche vengono sospese. Non si esclude possa arrivare un robot dai vigili del fuoco della Lombardia. La donna avrebbe inviato un messaggio di addio alla sorella, ma il mancato ritrovamento sia dell'auto che del corpo lascia accesa una flebilissima speranza, magari di un ripensamento. I carabinieri escludono il coinvolgimento di terzi, in attesa che ripartano le ricerche. Vertice a Palazzo Chigi questa mattina per il veneziano Alberto Trentini, detenuto in carcere in Venezuela dallo scorso novembre. E sempre in mattinata il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiamato al telefono la madre dell'attivista per esprimere la vicinanza dell'esecutivo e rassicurarla sull'impegno del governo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiamato al telefono la madre di Alberto Trentini per esprimere vicinanza e rassicurarla sull'impegno delle istituzioni. Con una nota di Palazzo Chigi il governo fa sapere di come stia seguendo il caso dell'attivista 45enne veneziano con la massima attenzione fin dall'inizio.
attivando tutti i canali possibili per garantire una soluzione positiva e tempestiva. Governo che si appella ai media chiedendo discrezione, necessità richiesta da più voci alla stampa al fine di favorire il buon esito della vicenda. È dallo scorso 15 novembre che il cooperante del Lido di Venezia risulta recluso in Venezuela, secondo indiscrezioni in un carcere a Caracas. Nelle scorse ore il ministro Tajani ha chiesto una visita consolare affinché venga anche accertato l'attivista veneziano venga trattato nel rispetto delle regole. Appello condiviso e ribadito con forza anche dalla CGIL Venezia. Bisogna far chiarezza, perché ovviamente non è che si possono arrestare le persone senza capire le ragioni. Credo che sia giusto capire le ragioni dell'arresto e il governo deve fare tutto il possibile intanto per garantire che il carcere sia un carcere umano, che abbia quelle caratteristiche di rispetto dei criteri umani. Dall'altra parte fare tutto quello che è possibile anche per riportare anche il nostro connazionale che è in Venezuela a casa, come è successo anche per Cecilia Sala. Si è spenta questa mattina all'età di 73 anni Nica Ford, travolta mentre era in sella alla sua bicicletta da un SUV al Lido nel 2016, un incidente che le ha provocato lesioni gravissime da cui non si era più ripresa, ma con il marito sempre accanto non ha mai smesso di lottare. Lorenzo Maier. Il 7 aprile 2016 la sua vita è cambiata per sempre. Nica Ford, istruttrice di nuoto, campionessa di triathlon, amante del ciclismo, venne travolta da un SUV lungo un rettilineo in via Alberoni al Lido di Venezia. Erano in 4 ciclisti, uno morto sul colpo, lei ridotta in uno stato di coscienza minima con lesioni gravissime ed irreversibili. C'era anche il marito Giampaolo Mora, che da quel giorno l'ha quotidianamente assistita in modo amorevole. La corsa di Nica si è fermata questa mattina, morta all'età di 73 anni, dopo quasi 9 anni di calvario, sempre in ospedale. Ora tornerà a correre tra le nuvole di nuovo con la sua amata bicicletta. Il marito Giampaolo, in passato anche tecnico e dirigente della squadra ciclistica Liquigas al Giro d'Italia, è stato per lei un angelo custode. Insieme hanno affrontato lunghi periodi curativi, anche in una clinica privata in Austria, per tentare ogni possibile anche piccolo miglioramento. Un lutto per tutta la comunità del ciclismo e del Lido di Venezia. Una grande donna, una donna di sport. Ricordo sempre i nostri consueti appuntamenti al Lido di Venezia con i grandi ciclisti. Che dire, Paolo, bravo, ci hai sempre creduto, non hai mai mollato. Ti siamo vicini in questo momento e che dire, anche a nome dell'Unione Ciclisti Lido. Il funerale sarà celebrato martedì alle ore 10:30 nella chiesa di Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia. E c'è un caso aperto a San Donà di Piave, la morte di un 69enne, Giorgio Basso. Aperto un procedimento penale sulla morte di Luciano Giorgio Basso, il 69enne deceduto lunedì scorso mentre camminava in via Jesolo a San Donà di Piave. L'obiettivo è capire se ci sia un nesso tra la morte e l'incidente stradale avvenuto circa 3/4 d'ora prima. È quello che si cercherà di capire con l'autopsia disposta dalla Procura di Venezia. Basso stava andando in un'agenzia di assicurazione perché poco prima era stato coinvolto nell'incidente. La sua microcar era stata colpita sulla fiancata destra da un'auto e col conducente di quest'ultima, un 69enne di Noventa di Piave, iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto, erano d'accordo di trovarsi proprio in agenzia, dove però Basso non è mai arrivato. Da capire ora se quello scontro possa avergli causato una lesione poi risultata fatale, in considerazione anche del fatto che non avesse mai sofferto di alcuna patologia cardiovascolare. Dopo l'autopsia, la procura rilascerà il nulla osta alla sepoltura e i familiari potranno fissare la data dei funerali, dove porteranno anche Leone, il suo pastore tedesco che gli faceva compagnia dopo la perdita della moglie e del figlio. Nonostante le spaccate rappresentino uno dei crimini più diffusi nel 2024, sono arrivate soltanto 3 richieste di accesso ai fondi messi a disposizione dal Comune di Venezia per i danni subiti. L'assessore Costalonga rinnova comunque l'impegno dell'amministrazione anche per il futuro.
La possibilità c'era, ma l'interesse delle attività economiche colpite da spaccate ai fondi che il Comune di Venezia ha stanziato per i danni materiali subiti è stata quasi nulla. Nonostante le spaccate rappresentino una piaga che si rinnova con cadenza quasi quotidiana, in tutto il 2024 a Ca' Farsetti sono arrivate solo 3 richieste di accesso al cosiddetto bando vetrine. Di queste 3 richieste, oltretutto, 2 saranno respinte per insoluti importanti con il Comune. Il mio è un appello accorato perché le persone che purtroppo hanno subito degli scassi o tentati infrazioni nel proprio locale, nella propria attività, di partecipare al bando. Oltretutto questo bando dà la possibilità anche di migliorare quello che è la sicurezza del proprio locale, quindi con migliorie seracinesche o altre strutture che possono essere inserite nel proprio locale per migliorare la sicurezza. Il Comune di Venezia comunque continuerà a tenere aperto il bando perché oltretutto alcune compagnie di assicurazione si sono dimostrate piuttosto restie a rinnovare le polizze e ad attività che hanno già subito scassi. Purtroppo la situazione è grave e sicuramente le depenalizzazioni di certe pene come appunto i furti e i borseggi voluti dalla centrosinistra e che continuano a tenere forza anche con indicazioni della Comunità Europea di tenere un certo comportamento rivolto a chi delinque, sicuramente non ci dà una mano a risolvere questi problemi. A Cannareggio si sono registrati alcuni degli ultimi colpi, come in questo locale di Fondamenta San Giobbe. Spesso sono opera di una microcriminalità che si accontenta di pochi soldi ma provoca molti danni e che a volte agisce in maniera continuativa contro gli stessi locali. Come ad Orsoduro, dove tra gli abitué ci sarebbe anche un soprannominato Arsenio Lupin per un tatuaggio che raffigura il famoso personaggio. Ed è durissimo il giudizio delle opposizioni in comune a Venezia dopo la diffusione delle dichiarazioni di Michele Zuin e Luciana Colle, i magistrati dell'inchiesta Palude, un'amministrazione, dice l'opposizione, costruita su paura e servilismo. Brugnaro si dimetta e si voti in primavera. Lo chiedono tutte le opposizioni in Consiglio Comunale dopo che sono state rese note le dichiarazioni ai magistrati dell'inchiesta Palude di Michele Zuin e Luciana Colle, anche su come funzionasse la Giunta Comunale di Venezia. Di Michele Zuin, dal 2015 assessore al bilancio e alle società partecipate, si legge: quando è presente il sindaco parla solo lui, io e gli altri interveniamo solo se interrogati o solo se il sindaco sta commettendo un grosso errore. Secondo Luciana Colle, per 5 anni vice sindaco di Brugnaro, in giunta non c'è mai stata una vera decisione perché tutto era già stato deciso nel corso di riunioni cui partecipavano tra gli altri Ceron e Donadini, descritti come succubi del sindaco e terrorizzati da lui che spesso li investiva di improperi. Per le opposizioni il quadro è di un'amministrazione costruita su paura e servilismo che sembrerebbe aver cercato di piegare l'interesse pubblico ai vantaggi privati e personali. A prescindere da come andrà l'inchiesta giudiziaria, è evidente che in questi anni c'è stata una sospensione della democrazia in città, non solo attraverso la distruzione di qualunque strumento di partecipazione, ma anche con una maggioranza dove di fatto le scelte venivano prese dal sindaco e avallate, solo ratificate dal resto dei partiti. Alla luce delle dichiarazioni ai magistrati di Luciana Colle della Lega e di Michele Zuin di Forza Italia, per le opposizioni nessuno della maggioranza né alcuna forza politica che ha sostenuto Brugnaro può pensare di amministrare ancora la città. Zuin e Colle erano stati ascoltati dai magistrati perché presenti all'incontro a Ca' Farsetti tra Brugnaro e il magnate King Kiat Kwong. Non è più accettabile che ci sia una grande disattenzione di massa, dapprima dal sindaco che non si è accorto di nulla di ciò che succedeva all'interno del suo assessorato alla mobilità in mano all'ormai ex assessore Boraso, e adesso questa disattenzione totale della giunta che non si è accorta di quello che invece stava succedendo sulla questione Pili e Palazzi. L'assessora Colle parla di deprezzamento. Noi all'epoca avevamo parlato di svendita del nostro patrimonio comunale, svendita di quel palazzo, lo avevamo fatto denunciandolo in Consiglio Comunale, ma anche con una manifestazione cittadina insieme ai residenti. La cronaca sindacale Speedline di Santa Maria di Sala, il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso
ha convocato per martedì 28 gennaio presso Palazzo Piacentini un tavolo di confronto sulla situazione dell'azienda attualmente in amministrazione straordinaria. Si tratta del primo incontro al Ministero. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione industriale e occupazionale per l'azienda appunto di Santa Maria di Sala. Adesso con Ilaria Marchiori vi raccontiamo la storia di Lisa. Non è da tutti guidare un mezzo di 60 tonnellate, in gergo Rechstecker, che solleva container da 30. Eppure Lisa, 27 anni, lo fa con estrema disinvoltura e le piace molto. Insieme alla 26enne Giulia Bello, ora in maternità, sono le uniche 2 ragazze operative al momento nel reparto area visite doganali del terminal PSA Venice Bacon di Porto Marghera. La mia esperienza è iniziata grazie all'ITS Marco Polo. Ho fatto un corso sulla logistica dove mi ha permesso di fare un tirocinio all'interno di questa azienda. Diciamo che tutto è partito dal gate, luogo appunto del mio tirocinio. Poi successivamente mi è stato proposto di appunto prendere l'abilitazione dello stacker e così ho fatto. Io amo follemente questo lavoro e è solo passione e mi gratifica molto. Bellissimo. Un lavoro che Lisa consiglierebbe anche per la paga. Per la passione che provo io lo consiglierei sempre a qualsiasi persona. È una sensazione fantastica, solo provando si può capire. Ma dominare mezzi così imponenti richiede un notevole impegno, soprattutto mentale. È stancante più che altro a livello mentale rispetto a quello fisico che comunque sì, cioè ne richiede, ma fino a un certo punto. Bisogna prestare molta attenzione perché comunque è un mezzo importante, ha una responsabilità molto elevata, però per ora paura no. Speriamo neanche mai nel futuro, però sì, insomma, mi piace. Il Venice Bacon, che ha appena ottenuto la certificazione di terminal alla parità di genere, ovvero quando donne e uomini sono trattati con le stesse opportunità, conta 97 dipendenti, dei quali 79 uomini e 18 donne. Lisa però non ha intenzione di fermarsi qui. Qui in Bacon da 3 anni e ho l'abilitazione da 1 anno più o meno. Attualmente sto conseguendo la patente CE per poi in futuro guidare i camion spola, che sono dei camion utilizzati all'interno del terminal per spostare i container, e quindi per ora in programma c'è questo. Poi non si sa, vedremo che opportunità ci saranno, sicuramente di crescita, sicuramente, e vediamo, bisogna sempre imparare cose nuove, sempre. Complimenti quindi a Lisa. In ultima battuta c'è il basket. Sta dicendo di fatto addio all'Eurolega. Tenere una squadra che sicuramente arriverà nelle prime 6 in Europa, 8, e poi può giocarsela per le 6 a 44 punti in casa, sia un risultato credo meraviglioso. I tentativi delle ragazze di provarci in ogni situazione sono stati, devo dire, encomiabili, hanno fatto qualunque cosa. Credo che abbiamo obbligato Saragozza a 26 palle perse, cioè forzare una squadra di Eurolega di questo livello a 26 perse, obiettivamente più di così non puoi fare. Sperare di agganciare la Final Six era vincolato alla partita contro la Spagna e l'Umana Reyer si è dovuta scontrare con le difficoltà in attacco, pur avendo dimostrato grande forza difensiva. In attacco ci hanno dato loro difensivamente su alcune cose, ci hanno dato una grande lezione. Questa credo che non debba essere mai considerata una sconfitta, ma deve essere considerata un tipo di lezione al primo anno di Eurolega che ti fa imparare alcune cose. Chiaro, dispiace molto per la partita di Saragozza, perché credo che meritassimo la vittoria su quella partita. C'è stato, lo ripeto, ma senza polemica, avessimo avuto un tipo di arbitraggio come quello di oggi saremmo venuti fuori vincitori noi. Invece il secondo tempo è stato non si giocava più a basket, però
capisco anche che quando c'è una spinta da 5.500 spettatori è ovvio che la fisicità aumenti. Mazzon, nel togliersi qualche sassolino dalla scarpa, continua. Il problema è che Polkovic si è ritirata e devo dire non abbiamo mai avuto modo di giocare altre partite e siamo totalmente fuori ritmo, perché fermi a Natale, fermi le pause, l'unica partita che abbiamo fatto è stata quella di Alpo. Obiettivamente è davvero difficile per le ragazze ritrovare un certo tipo di ritmo. Credo sia molto grave, che è veramente molto grave per tutto il movimento, che la competizione più importante in Europa sia una squadra che si ritira. Credo che sia una cosa veramente terribile. Da Venezia è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.